buongiorno a tutti, venerdì 25 novembre, sono le 12 in punto e iniziamo il nostro focus che ci accompagnerà, che vi accompagnerà fino alle 13:30 come sempre, con tutte le informazioni che arrivano da nord-est. Oggi è una giornata particolare perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ovviamente insomma, tutte le nostre redazioni sono al lavoro anche per raccontare le iniziative che ci sono su questo fronte. Poi stasera nei nostri telegiornali avremo il quadro più completo, ma insomma, cercheremo già di anticiparvi qualcosa in questo appuntamento di pranzo, quindi fino alle 13:30, dicevo, per darvi informazioni, per accompagnarvi per mano un po' a quella che è la situazione a nord-est. Altre notizie arrivano dal fronte del Covid, perché c'è un aumento dei casi, dal fronte delle previsioni del tempo. Adesso c'è il sole, splende il sole, ieri, oggi, però insomma potrebbe ritornare anche il maltempo nel fine settimana. Poi andremo un po' più nel dettaglio a vedere che cosa succederà e naturalmente tutti i servizi delle nostre redazioni. Vi do questa informazione che riguarda appunto proprio il Covid, perché aumentano da 3 a 5 le regioni che registrano un'occupazione dei reparti ospedalieri sopra la soglia di allerta fissata al 15%. Quindi ci sono Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria e Val d'Aosta che hanno diciamo una situazione un po' in peggioramento e anche il Veneto, però, perché sono aumentati i casi anche nella nostra regione. Per quanto riguarda, dicevamo, invece l'informazione che viene da nord-est, la cosa più recente che andiamo a vedere insieme, perché è proprio appena arrivata, riguarda l'assemblea che a Vicenza si è tenuta ieri sera a Teatro Cabalbi, una assemblea pubblica infuocata, così ce la descrive il nostro Daniele Garbin, perché si è discusso della TAV. Sapete quanto importante sia l'alta velocità e quanto al centro dei progetti del governo, dello Stato, ci siano Vicenza e Verona, quindi sicuramente un percorso importante, però era la prima volta che Rete Ferroviaria Italiana e l'amministrazione comunale si sono confrontati con i cittadini e sentiamo allora proprio da Daniele Garbin come è andata. La città si sta rendendo conto, i cittadini si stanno rendendo conto che per 15 anni avranno una qualità della vita pessima e soprattutto ci saranno dei grossi problemi per vivere Vicenza. Il nodo della TAV ad est, alla prima assemblea pubblica al Teatro Cabalbi di Bertesinella, la sala era gremita. Solo soluzioni condivise con i cittadini alla volontà dell'amministrazione comunale. Le preoccupazioni dei residenti sono tante, le informazioni molto meno. Cartelli e le voci di sottofondo tradiscono il grande nervosismo. Al tavolo dei relatori RFI. Lo scavalco di 7K è solo un righetto. Due le ipotesi, galleria o superficie. Al momento però i soldi ancora non ci sono. Un progetto pensato 30 anni fa, quindi può essere applicato adesso? Questa è la prima domanda. Allora, possiamo guardare alla serata di stasera con uno sguardo miope, pensando solo a Vicenza Est. Quindi lo scavalco di 7K, questo salto del montone che è terribile per i residenti, per chi ha la casa lì, ma terribile per tutti i quartieri, anche questo di Bertesinella, perché ovviamente circoleranno mezzi su via Cabalbi. Alla fine è una tavola già apparecchiata dove ci invitano ad ascoltare. E invece quello che noi vogliamo è decidere della città e la nostra città e si tratta della nostra vita. Le due proposte, questo del cavalcavia di Vicenza Est penso che sia una cosa assurda, ecco, però è assurdo tutto il progetto, perché se si analizzano i tempi, i costi, il consumo dell'acqua, l'inquinamento e tutto, cioè è una cosa che io non riesco neanche a capacitarmi. Queste sono le voci dei vicentini, insomma c'è, come aveva anticipato Daniele, una situazione tesa. In effetti ieri la prima assemblea pubblica, queste sono proprio le dichiarazioni a caldo raccolte dal nostro Daniele Garbin, quindi è ovvio che si tornerà a parlare di questo tema nei prossimi giorni con i vicentini, almeno quelli che abbiamo sentito, critici sul progetto. Dicevamo prima del Covid, ma ci sono anche
allarmi per quello che riguarda il Covid, cioè con i dati che sono ancora un po' in aumento e quindi un minimo di preoccupazione, però intanto l'allarme in Italia è anche sull'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli che sono aumentati, anzi il numero di allarmi, quindi il numero di segnalazioni, chiamiamole così, di allarmi alimentari vengono definite, sono aumentate del 31%. Questo è il dossier Coldiretti con la lista dei cibi più pericolosi sugli scaffali, quindi aumento dei prezzi e anche, diciamo, in un certo senso calo della qualità, perché molti sono i cibi low cost, cioè a basso prezzo, importati dall'estero e sui quali bisogna fare attenzione appunto per quello che riguarda la qualità. Sono diciamo parametri questi che riguardano l'economia del Veneto anche, che è a crescita zero. Dopo la ripresa nella prima parte dell'anno, adesso la crisi internazionale colpisce anche le aziende della nostra regione. Questo è l'allarme della Banca d'Italia. Sentiamo. Noi abbiamo visto nel 2022, in quest'ultimo semestre, un forte affievolimento della crescita. Ormai siamo arrivati a un livello di crescita quasi zero, no? Anche in Veneto. Nei primi 6 mesi del 2022 l'economia del Veneto è cresciuta del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma da quest'estate l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia sullo stato di salute della regione è iniziato a calare drammaticamente, collocandosi a settembre in territorio negativo per la prima volta dall'estate 2020. Di fronte alla nuova crisi che avanza, comunque, proprio dalla sede di Venezia della Banca d'Italia arriva l'invito a non fasciarsi la testa prima di rompersela. Adesso non ci sono elementi certi per poter parlare di recessione. Le stime per l'andamento dell'anno prossimo oscillano tra un lieve risultato positivo e un risultato negativo di un punto e mezzo percentuale. Il 2023 sarà un anno difficile in un quadro in cui già oggi l'incertezza e l'inflazione rappresentano 2 fattori destabilizzanti. La crisi è globale ed innescata in primo luogo dagli aumenti dei costi energetici che hanno indotto molte aziende a cercare una via di fuga dai rincari. Nei primi 6 mesi dell'anno le imprese hanno cercato di rinegoziare i contratti, hanno cercato di traslare gli aumenti delle materie prime, quindi anche dell'energia, sui prezzi, o hanno ridotto i loro margini. Quello che pensano invece di fare nei prossimi mesi è essenzialmente una ricerca, come dire, di altre fonti di approvvigionamento. Chi dovrà chiudere e chi sopravviverà dipende da molte incognite: il settore, le dimensioni dell'impresa, quanto sia energivora, quanto dipenda da mercati esteri o nazionali. Ma nel 23 il Veneto dovrebbe reggere l'urto, per quanto fatturato nel 22, per l'iniezione di fondi del PNRR, per quella selezione naturale di aziende provocata dalla crisi finanziaria del 2008 e da quella del Covid. Anche nel Veneto noi abbiamo imprese abbastanza consolidate e questo è confermato dall'offerta di credito che in questo momento viene offerta tranquillamente. Ancora insieme, siamo tornati con il nostro focus fino alle 13:30, dicevo, già ci siamo occupati di un po' di temi, 12:08 minuti, poco fa vi ho detto che c'è un allarme che riguarda la qualità dei cibi, perché con l'aumento dei prezzi degli alimentari, dei prodotti alimentari, c'è anche il pericolo di un calo della qualità, perché aumentano i prodotti low cost importati dall'estero. E allora tra questi prodotti abbiamo la carne di pollo low cost polacca, gli agrumi come mandarini e pompelmi dalla Turchia, i peperoni sempre turchi, il pepe nero brasiliano, i semi di sesamo dall'India, di moda per le insalatone salutiste, e questi sarebbero i prodotti ai primi posti per quanto riguarda l'allerta, perché magari ci sono prodotti che sono contaminati o ci sono delle sostanze che non sono controllate, e la maggior parte delle segnalazioni arrivano dalla Cina, con la presenza di sostanze non autorizzate nei prodotti di plastica come il bambù e altri prodotti. Insomma, bisogna stare attenti, e quindi l'Unione Europea non è che boccia questi prodotti, però dice c'è
la necessità di verificare, di controllare. Torniamo in Italia, il bilancio, si parla molto del bilancio presentato dal governo nelle scorse ore, spostandoci un po' più a nord-est, sentiamo cosa ne pensa il segretario regionale del Partito Democratico Martella, perché contesta che alla sanità siano arrivate o arriveranno solo le briciole e quindi ci sono le sigle sindacali che sono pronte alla mobilitazione. Pronti alla mobilitazione, i sindacati uniti e compatti hanno dichiarato lo stato di agitazione. Nella manovra, tuonano le organizzazioni sindacali, sono previste solo briciole per la sanità. Bocciati i provvedimenti, niente per personale e servizi, rinviata al 2024 anche la promessa indennità di pronto soccorso. La sanità pubblica italiana è a rischio, dice il senatore Martella. C'è da rimanere veramente preoccupati per la mancanza di investimenti sulla scuola e sulla sanità. Sulla sanità le risorse sono talmente basse che non potranno fare fronte a quelle che sono le esigenze delle regioni, le esigenze per il mantenimento della nostra struttura sanitaria pubblica e per l'aumento dei costi che c'è stato nel corso di questo periodo a seguito del caro energia. Le condizioni di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, divenute insopportabili anche a causa di una pandemia non ancora superata, hanno ridotto il sistema sanitario a malato terminale, continuano i sindacati. Anche il Partito Democratico ha deciso di scendere in piazza contro questa manovra. Faremo vari momenti nei quali di approfondimento e di iniziativa pubblica nei quali presenteremo una nostra proposta di manovra economica profondamente diversa da quella del governo e che pone al centro le questioni del caro energia, quindi degli aiuti alle famiglie e alle imprese, in maniera più efficace di quanto ha fatto il governo, sta pur stanziando circa 20 miliardi, e in cui parleremo delle nostre proposte sul lavoro, delle nostre proposte sulla sanità e sulla scuola. Il 3 e il 4 dicembre ci saranno delle iniziative del PD in Veneto. Dunque attenzione alta sul tema della sanità da parte dei sindacati, da parte delle opposizioni, quindi seguiremo ovviamente da vicino tutto questo. Intanto sono le 12:12 e noi ci fermiamo per un attimo. Eccoci tornati con Focus, 12:15, ancora un bel po' di tempo da trascorrere insieme, stiamo un po' vedendo quello che succede a nord-est, avremo tra poco anche i nostri collegamenti per uscire dallo studio e andare nelle varie città per capire cosa sta succedendo. Oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tante iniziative che ripercorreremo insieme, poi in particolare nei nostri telegiornali di stasera. Vi ho già detto 2 volte negli spazi tra un servizio e l'altro di quanto sia alto l'allarme della Coldiretti ma anche dell'Unione Europea sulla qualità del cibo, il pericolo che con l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari cali la qualità perché magari arrivano dall'estero prodotti a basso costo. Allora la nostra Chiara Gaiani ha raccolto tra i bassanesi l'opinione sul cosiddetto cibo sintetico, insomma quello che in parte è prodotto anche nei laboratori. Allora sentiamo un po' che cosa dicono, che cosa ne pensano i bassanesi. Dal 2023 potrebbero esserci le prime autorizzazioni, la carne sintetica, il latte non dalle mucche. Lei che cosa ne pensa? Io sono per i cibi natura. Guardi, potranno fare tutto quello che vogliono in laboratorio, però non potranno mai eguagliare i cibi che sono prodotti in natura e che fanno anche bene e meglio. Non sono d'accordo, insomma, quindi io vado a fare la spesa al mercato e anche acquisto qui a chilometro zero, diciamo così. Quindi valorizziamo anche la nostra dieta mediterranea che è famosa in tutto il mondo, però se dovesse esserci bisogno sicuramente un passo avanti della scienza. Ecco, ma una bistecca fatta senza, non so se, cioè fatta chimicamente, realizzata in un laboratorio di ingegneria, lei la mangerebbe? Beh, non mi sembra molto allettante, però se dovesse presentarsi l'occasione si può assaggiare. Mi sembra assurdo. Siamo al chilometro zero in promozione, il cibo laboratorio. Può darsi ci siano dei luoghi in cui sarà necessario, io non dico di no. Nel nostro, tra virgolette, benessere non mi sembra che sia necessario. Nel terzo mondo ci sono ancora
tanti che muoiono di fame, o comunque che la fame esiste, insomma. Noi con la pancia piena magari la capiamo meno, però c'è. Il sapore di questa bella soppressa si può produrre la... Impossibile. Fanno la mortadella vegana, però non è la stessa cosa, quindi non penso che sia una roba fattibile. Il formaggio con il latte sintetico, cosa può uscirne secondo lei? Non so se viene, lo assaggeremo se riescono a farlo, ma... Questi formaggi? Formaggi al latte crudo. Penso che ormai stiamo andando all'assurdo, perché abbiamo un patrimonio enogastronomico spaventoso e abbiamo una biodiversità che è spaventosa e andiamo in cerca dei surrogati. Pensa che i sapori che riesce a offrire ai suoi clienti possano essere sintetizzati con provette chimiche? Ma sicuramente la chimica sta facendo passi spaventosi, però poi cosa immettiamo dentro nel nostro organismo, che è il primo motore che abbiamo per vivere, per mantenere il nostro corpo? Punto di domanda. Neanche ci penso a mangiare una cosa del genere, mi dispiace. L'Europa pare che darà le prime autorizzazioni adesso ai laboratori per realizzarle. Se trovano gli idioti che le mangiano, volentieri, grazie. Molto interessanti le voci raccolte da Chiara Gaiani, anche ben motivate, insomma, le opinioni di alcuni che hanno proprio spiegato quello che pensano in maniera dettagliata. E adesso, vi dicevo del maltempo che a quanto pare tornerà nel fine settimana, ma soprattutto al centro-sud. Ecco, stavo leggendo che i fenomeni di quasi alluvionali saranno soprattutto nel centro-sud, meno probabili invece nel centro-nord, quindi piogge e possibili alluvioni soprattutto nella giornata di sabato, però forse il nord-est rimarrà, speriamo, all'asciutto, un po' in maniera egoistica, questo è quello che penso. Intanto parliamo dei giovani sempre di più che lasciano il Veneto per trasferirsi soprattutto all'estero. Negli ultimi 10 anni infatti gli espatri sono raddoppiati e hanno portato il Veneto a essere la seconda regione in Italia per giovani soprattutto che hanno cambiato stato nel 2019. Questi sono i dati riferiti a quell'anno. Vediamo. Sono stati 15.000 i veneti che hanno lasciato la nostra regione nel 2019, un dato che è stato superiore del 13% rispetto all'anno precedente. I veneti, in particolare i giovani, lasciano la regione con una tendenza 6 volte superiore al dato italiano. Nel 2019 il Veneto si è piazzato al secondo posto per numero di espatri nel corso dell'anno. A sollevare il caso è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, sottolineando una tendenza all'emigrazione con progressiva crescita delle iscrizioni all'AIRE, iniziato a partire dai primi anni 2000 e intensificatosi dal 2011 fino a raddoppiare in meno di 10 anni. Ma cosa fa la giunta Zaia? Con un piano per i veneti nel mondo pensa solamente ai pronipoti di quei veneti che sono emigrati circa 2 secoli fa. E non pensa ai nuovi veneti che espatriano, cercando condizioni migliori dal punto di vista lavorativo, di studio, sociale. Secondo Erika Baldin non solo bisogna fermare l'emorragia creando migliori condizioni per i giovani, ma anche lavorare per un rientro di chi ha lasciato il Veneto. Ho chiesto alla Regione proprio di fare in modo che ci si attivi per trovare una modalità per far rientrare i giovani dall'estero e quindi farli rientrare nella nostra Regione. Queste sono le priorità che deve darsi il Veneto. Questo è un tema sicuramente molto importante, molto delicato, quello dei giovani che se ne vanno. Altro tema che vogliamo trattare, quello della montagna. Insomma, in queste ore è arrivata la neve, ma non è così abbondante. Insomma, c'è un po' da capire cosa faranno gli impianti di risalita, anche perché è previsto un rincaro, insomma, a causa della crisi energetica, però anche degli sconti, insomma è una situazione tutta un po' da chiarire. E comunque l'annuncio è ufficiale: sabato intanto apre Colgallina, cioè gli impianti di Colgallina a Cortina d'Ampezzo, quindi si può dire che la stagione sulle Dolomiti parte in qualche modo, come dicevamo, tra rincari e crisi, però c'è fiducia. La neve è arrivata, quindi siamo pronti per questa nuova stagione invernale
avremo un primo assaggio alla fine di novembre, ma poi l'apertura ufficiale verrà fatta il 7 dicembre con l'evento della Fashion Week. È stata una corsa contro il tempo e contro tutti i pronostici, ma alla fine la regina si conferma tale. Dopo giorni convulsi c'è l'ufficialità. Sabato si apre, come ormai da tradizione, il Col Gallina con la seggiovia che sarà operativa dalle 8.30 alle 16.30. Speravamo cadesse più neve, ammette Alberto Di Mai, presidente della Società degli Impianti, ma adesso con le temperature che si abbassano siamo pronti. Uomini e mezzi sono al lavoro sulle piste come altrove. L'attesa è frenetica, c'è ansia per una stagione che deve partire con il piede giusto dopo 2 inverni caratterizzati dall'emergenza Covid. L'amministrazione comunale ci crede. Un inverno di eventi, un inverno già di buone prenotazioni, di un'attenzione all'aumento delle tariffe, ci fanno ben sperare in una stagione finalmente, speriamo, all'insegna della normalità. Normalità dunque la parola d'ordine, anche se tra venti di crisi e inflazione record ci sono diverse incognite. Gli stessi ski pass a Cortina, come in tutte le Dolomiti, subiranno rialzi medi tra il 7 e il 13%, rincari inevitabili visto il trend. Per il momento però prevale la fiducia e al cospetto di Cristallo, Faloria e Tofane si affilano lamine e solette quando mancano poco più di 3 anni alle Olimpiadi. Grazie a Cristina Arboit, quindi insomma un po' insieme il pericolo di rincari per gli impianti di risalita, la fiducia perché finalmente si dovrebbe tornare a una stagione di piena normalità. Le Olimpiadi sullo sfondo, come ben ci ha ricordato Christian, insomma le nostre Dolomiti, le nostre montagne, anche l'altopiano, insomma stanno vivendo settimane importanti, delicate, proiettate in qualche modo verso il futuro. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Venezia perché ci sono state delle scene surreali nelle scorse ore con 2 borseggiatrici riprese mentre tentano di scippare, scoperte, addirittura reagiscono gridando chiamate la polizia. Vediamo. Io sono incinta, tu mi apri il fianco? Chiama la polizia, per favore, polizia! Polizia! Ma queste qui rubano, queste qui sono 2 che rubano i portafogli e una è incinta, capito? Dopo aver tentato di scippare alcune persone in Campo San Polo a Venezia, queste 2 borseggiatrici cercano di passare dalla parte delle vittime piangendo e gridando disperate. Chiama la polizia, sono incinta. Nel video, girato da un cittadino, si vedono intente nell'azione di scippare una persona. Prima prendono di mira un uomo davanti alla pasticceria. Lui si accorge e reagisce tirando qualche pugno. Non soddisfatte, le 2 tentano di scippare un turista, ma anche in questo caso lui reagisce tirando qualche calcio e ritrovandosi con il volto ferito. A quel punto la borseggiatrice inizia a urlare disperata tirando l'attenzione di un passante che, credendo siano state aggredite, interviene in loro difesa. Alla fine le 2 sono riuscite a scappare. Situazione veramente incredibile, non è facile anche per chi magari si imbatte in situazioni di questo tipo fare la scelta giusta, chi da che parte stare, ecco, diciamo in un certo senso. Vabbè, l'importante è che noi cerchiamo comunque di informare su quello che accade per aiutarvi a, diciamo, farvi un'opinione e noi riportiamo intanto la cronaca. 12:26, breve pausa, torniamo tra poco. Bentornati a Focus, vi stiamo facendo compagnia mentre voi siete impegnati nelle vostre faccende domestiche, cerchiamo di darvi informazioni che un po' possano aiutarvi a capire cosa sta accadendo. Abbiamo detto di un leggero aumento dei dati relativi al Covid, abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo parlato di maltempo che potrebbe tornare nel fine settimana ma forse il nord-est sarà risparmiato, abbiamo parlato di cibo sintetico perché c'è insomma questa possibilità all'orizzonte che vengano autorizzati alcuni cibi sintetici e c'è l'intervento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia che dice non difendere a livello europeo le identità produttive, la storia che c'è dietro a ogni prodotto porta a queste aberrazioni.
quindi la carne sintetica, insomma, non bisogna dire che è di moda lo è piuttosto il prodotto tipico. Questo è l'intervento di Luca Zaia sulla questione cibi sintetici. Abbiamo sentito anche le voci raccolte da Chiara Gaiani a Bassano. Adesso andiamo a Padova, perché un'altra discussione in corso è quella sul monumento equestre al Gattamelata in Piazza del Santo, sul sagrato proprio della Basilica, che ha bisogno, una statua che ha bisogno di manutenzione, di restauro addirittura. La proposta che veniva addirittura proprio dalla Basilica stessa del Santo era di fare una copia e spostare l'originale durante il periodo della ristrutturazione, del restauro, anzi meglio, e dunque alla fine è passata la proposta di un comitato scientifico che la delegazione pontificia per la Basilica di Sant'Antonio ha individuato per gestire, insomma, il restauro e la conservazione del monumento equestre. Sentiamo come sta andando. Il presidente del comitato scientifico per il monumento al Gattamelata di Donatello è Fabrizio Magani, soprintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. C'è qualcuno che pensa a uno spostamento. Vittorio Sgarbi ha fatto notare con molta semplicità, diciamo, che prima di prendere decisioni del genere, eventuali decisioni del genere, bisogna capire esattamente come sta l'opera. Attraverso prelievi e quindi analisi chimiche, analisi fisiche della consistenza e della materia della patina. Io mi auguro che sia una patina e che sia una patina buona del bronzo e che cioè non sia, come si dice in gergo, una patina cattiva che tende appunto a compromettere la conservazione del metallo. I componenti del comitato sono stati nominati dalla delegazione pontificia per la Basilica di Sant'Antonio in Padova, guidata da Monsignor Fabio Dalcin. Oltre al soprintendente ne fanno parte Francesco Caglioti, professore di storia dell'arte medievale alla Normale Superiore di Pisa, Maria Donata Mazzoni, già direttrice del reparto bronzi dell'Opificio Pietre Dure di Firenze, e Giovanna Valenzano, professoressa ordinaria di storia dell'arte medievale all'Università di Padova. La direzione dei lavori è stata affidata a Ugo Soragni, già direttore generale alla direzione musei del Ministero dei Beni Culturali. Il comitato scientifico inizierà ad operare, anche con visite sul posto, dalle prossime settimane. È fondamentale salvaguardarlo innanzitutto, poi se i tecnici faranno una valutazione di un certo tipo ne trarremo le conseguenze assieme a Vittorio Sgarbi, che è un amico e persona intelligente. Questa dunque è la situazione sulla statua equestre dedicata al Gattamelata. Una notizia che un po' è anche di servizio, perché a causa dei problemi tecnici che rimangono presenti sulla linea, l'orario della linea ferroviaria Trento-Borgo-Bassano sarà riprogrammato. Quindi Trentino Trasporti comunica che da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre tutti i treni saranno soppressi e sostituiti probabilmente con dei pullman sull'intera tratta, quindi da Primolano a Trento ci sono dei problemi che si ripercuotono appunto fino a Bassano. Ricorda anche Trentino Trasporti che sulle corse degli autobus sostitutivi non sono ammesse comitive e il trasporto di biciclette, quindi insomma informatevi prima di partire perché c'è qualche variazione anche direi consistente tutto sommato. La cronaca che ci porta a Mestre, perché c'è stato un blitz della Guardia di Finanza in via Piave, in via Cappuccina, insomma la zona della stazione, la zona un po' dello spaccio purtroppo tristemente nota questa zona Mestre, vediamo. Blitz della Guardia di Finanza di Venezia in hotel, ristoranti e negozi di via Piave, Cappuccina e Can Marcello a Mestre, dopo l'intensificazione dei controlli. Le ispezioni sono state eseguite in attività gestite soprattutto da stranieri, culminate con la contestazione di varie violazioni per oltre 100.000 euro e la segnalazione dei soggetti alla Camera di Commercio. In particolare sono stati scoperti 2 lavoratori completamente in nero in un albergo gestito da extracomunitari. Sono anche emersi pagamenti in contanti nei confronti dei dipendenti, cosa non più legale, e sequestrati 13.400 pezzi tra capi di vestiario, articoli di ferramenta e bigiotteria non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.
In alcuni mini market, inoltre, i militari hanno sequestrato 530 bottiglie di alcolici commercializzate senza la licenza prevista di vendita e 250 kg di alimenti tra prodotti ittici e carni in cattivo stato di conservazione. In contemporanea, i Vaschi Verdi hanno intercettato in via Cappuccina 2 tunisini senza permesso di soggiorno, che sono dunque stati accompagnati presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Infine, nel corso delle procedure di bonifica dell'area, hanno rinvenuto alcune dosi di hashish nascoste tra i cespugli e pronte per essere vendute. Adesso ci spostiamo a Bassano per parlare ancora del Teatro Astra, una struttura di cui ci siamo occupati e continuiamo ad occuparci spesso. Il tetto del teatro è esattamente come ve l'abbiamo mostrato a marzo, quindi parecchi mesi fa, e parecchie perturbazioni atmosferiche fa. E in città, insomma, ci si chiede quale sarà il futuro di questa struttura. La perturbazione di martedì ha scaricato sul bassanese un bel po' di pioggia e vento e sono in molti a Bassano e dintorni a chiedersi quali possano essere le ricadute di queste ondate di maltempo sugli edifici ammalorati della città. Un esempio su tutti è il Teatro Astra, il cui tetto è crollato quasi 1 anno e mezzo fa. La voragine più grande è stata coperta e l'edificio stesso è stato messo in sicurezza nelle parti che davano maggiori preoccupazioni. Poi però non si è più saputo nulla del teatro e del suo destino, nonostante l'ampio dibattito partito in città sul futuro di una struttura a cui Bassano e i bassanesi sono molto legati e che di sicuro potrebbe avere un ruolo di grande rilievo nella cultura del territorio. Avevamo dato un'occhiata allo stato dell'arte qualche mese fa, all'inizio di marzo, e questa era la situazione. Oggi la situazione è quella che vi stiamo mostrando. Coperta la parte franata sulle poltroncine, resta ancora aperta la crepa che dovrebbe corrispondere all'ex area dei camerini dell'Astra. Ma la fragilità... Bene, queste sono le immagini del tetto dell'Astra nei giorni immediatamente successivi all'ultima perturbazione. E di nuovo tutto è immutato, compreso quello squarcio minore che al momento non risulta coperto. A questo punto il futuro e il presente del Teatro Astra tornano di prepotenza nell'agenda politica e soprattutto civile di Bassano, nella quale entrano anche tutte le domande rimaste senza risposte sull'acquisizione del teatro da parte della collettività. Abbiamo parlato molto di Mose nei giorni scorsi, l'alta marea a Venezia, la possibilità e per fortuna l'intervento riuscito del Mose che ha salvato la città più volte, e c'è stata acqua alta anche questa mattina, quindi lo ricordiamo che ha raggiunto la quota di 114 cm alle 9:30 l'acqua alta continua quindi a colpire Venezia ed c'è sempre il Mose però che aiuta a fronteggiare, ecco, quindi 63 cm soltanto in città che sono una cifra, una altezza bassa della marea grazie all'intervento del Mose. Adesso da una città di mare a un'altra città di mare ci spostiamo a Trieste grazie ai nostri amici di Tele4 che ci raccontano come sia arrivata la città al primo posto nella classifica Città Europee 2022 grazie ai progetti di riqualificazione del Porto Vecchio, dell'area della Ferriera e quello della Cabinovia, quindi momento positivo per la città, sottolineato dal sindaco di Piazza. Oggi siamo città europea, Trieste città europea 2022. Era incontenibile oggi la gioia del sindaco di Piazza dopo aver visto aggiudicato a Trieste il primo posto nella classifica delle città europee 2022 stilata dalla commissione dell'Academy of Urbanism. La cerimonia, che si è svolta a Londra nella sede dell'English National Ballet Mull Ryan Center, ha dato valore ai progetti e alla trasformazione urbana che ha interessato la città negli ultimi anni. La commissione giudicatrice a settembre era in visita a Trieste per valutare la città in forza di 7 criteri: leadership e governance, carattere locale, ovvero senso distintivo di luogo, identità e risonanza culturale, attrattività, successo commerciale e fattibilità, inteso come ambiente favorevole a creazione di ricchezza, sostenibilità ambientale, comunità, salute e benessere, connettività. Oggi veramente sono molto orgoglioso, eravamo primi per qualità della vita, ma adesso siamo primi in Europa per sviluppo, insomma. C'è stata la commissione qua, cosa abbiamo detto? Trieste, via La Ferriera, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo un depuratore più importante d'Europa, abbiamo il Porto Vecchio, abbiamo il centro di ricerca, insomma abbiamo una città in pieno sviluppo e siamo stati premiati, siamo primi in Europa.
Città Europea 2022. E sembra che sia la tanto discussa Cabinovia uno dei punti sul quale la commissione giudicatrice del premio sia rimasta particolarmente affascinata. Posso dirti, tutte queste cose hanno fatto un bel quadro e dopo naturalmente siamo entrati sulla Cabinovia, no? Quando ho parlato della Cabinovia, quelli sono impazziti, interessati per capire anche lo sviluppo di questo ulteriore progetto. Sono le cose belle e poi, ripeto, ieri a Londra siamo primi in Europa, non secondi, primi. Tanto entusiasmo da parte del sindaco di Trieste, dunque, per il futuro di Trieste, soprattutto per le infrastrutture, per quello che potrebbe, diciamo, trasformare la città. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e andiamo a Padova. 12:43 minuti, con Focus staremo insieme fino alle 13:30, tanti temi che stiamo toccando, c'è anche quello della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, tante iniziative, tante manifestazioni che poi vi racconteremo e vi mostreremo nei notiziari di questa sera. Ce n'è una però che si è già svolta o è in corso di svolgimento e quindi possiamo raccontarvela in diretta, perché nell'ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere, questo non è amore, la questura si è accesa di arancione, c'è uno stand dedicato in centro, nelle piazze di Padova, in Piazza dei Frutti per la precisione, per sensibilizzare sul tema e far conoscere ai cittadini quali sono gli strumenti che la Polizia di Stato ha per aiutare le vittime. Allora sentiamo quali sono questi strumenti, ci colleghiamo infatti in diretta con Guido Barbato. Buongiorno da Padova. Allora, una questura che si illuminerà di colore arancione, di luci arancioni nel pomeriggio, e poi uno stand informativo qui in Piazza della Frutta all'angolo con via Oberdan per sensibilizzare tutte le persone di tutti i generi su questa giornata internazionale contro la violenza di genere. E abbiamo l'onore e il piacere di essere in compagnia del questore di Padova, dottor Antonio Sbordone. Dottore, al di là dei simboli, al di là del chiosco, che è già molto, voglio dire, dell'incontro con le persone, cosa resta da fare? Dobbiamo migliorare, perché è evidente che se ci sono ancora così tanti episodi di femminicidi, ma comunque di violenza di genere complessivamente, è evidente che dobbiamo fare qualche cosa di più. Noi gli sforzi li stiamo anno per anno mettendo in campo, li stiamo esercitando. Cosa fare di più? Migliorare le nostre prestazioni nei rapporti con le persone, con le vittime di questi reati, con le potenziali vittime, e io dico sempre di più e sempre meglio nei confronti dei potenziali aggressori. Abbiamo firmato un protocollo con un'associazione che si occupa di uomini maltrattanti. Secondo me è un punto cruciale. Bisogna fare in modo che i potenziali, appunto, maltrattanti vengano vengono resi inoffensivi, ma soprattutto facendo capire loro gli errori che si commettono. E poiché la polizia non ha tutti gli strumenti per intervenire da un punto di vista sociale e psicologico, ci vuole la collaborazione di altri enti. Ecco, senta, allora facciamo un po' una fotografia della situazione in provincia di Padova. Quanti episodi avete dovuto registrare? Quanti sono stati avviati non solo alle vostre strutture interne, ma magari anche a quelle in accordo, come accennava lei, del volontariato? Quante persone, in genere, insomma, in stragrande maggioranza donne? Guardi, a livello di femminicidi, insomma, siamo messi molto bene, fortunatamente. Direi che almeno un centinaio di altri tipi di reati, mi pare 85 ammonimenti abbiamo notificato. L'ammonimento è il divieto di avvicinamento? No, l'ammonimento è un provvedimento amministrativo che firma il questore e che appunto intima il soggetto che si è reso protagonista di molestie di vario tipo di interrompere questa attività e di non avvicinarsi, appunto. Devo dire che funziona, perché l'ammonimento funziona,
ma non sempre. E aggiungo che addirittura in alcune circostanze può avere un effetto contrario, perché chi si vede notificare un provvedimento del genere può avere anche un comportamento, una reazione addirittura più aggressiva nei confronti di chi l'ha chiesto l'ammonimento. E quindi cosa fare? Qui l'impegno che dobbiamo prenderci è quello di seguire queste situazioni, di seguire queste persone che a rischio anche dopo l'ammonimento, ecco, prenderle in carico e tenerle in carico. Non è facile farlo per tutte e quindi abbiamo bisogno di aiuto, e anche per questo enti territoriali, associazionismo, forze di polizia insieme su questo fenomeno. Certo, ne siamo convinti. Questo non è amore, è lo slogan di questa giornata, ricordo, internazionale. Ringraziamo a nome dei nostri telespettatori, anche dei colleghi che ci stanno seguendo in questa intervista in diretta, il questore di Padova Antonio Sbordone, per questi dati e anche per queste giuste considerazioni, se mi posso permettere giuste l'aggettivo, che servono a tutte le persone a fare una riflessione su questo. Grazie, buona giornata dottor Sbordone. A voi, buona giornata a tutti. Bene, direi allora linea allo studio. Sì, grazie Guido, grazie di questo collegamento e insomma il tema è centrale ovviamente quest'oggi. Altro tema, poi passiamo a un po' di cronaca, altro tema delicato è quello delle trivellazioni per il gas in Adriatico. Dice il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, dice: mi sono sentito con Zaia un paio di volte, avrò una riunione la prossima settimana. Dal territorio c'è grande preoccupazione, ma sulla questione il punto di vista deve essere scientifico, devono esserci tutte le garanzie scientifiche, non il piace o non piace, lo ha detto appunto il ministro, e quindi vedremo poi come si svilupperà questo colloquio, questo dibattito anche con Zaia, con Luca Zaia sulla questione. Dicevo un po' di cronaca, allora andiamo intanto a Treviso con il bullismo shock, con una mamma che racconta: mio figlio sta male, dice che preferisce morire piuttosto che andare a scuola, e quindi un racconto, una denuncia, parliamo di un bimbo di 11 anni, sentiamo un po' cosa è successo. Ci sono dei bulli da un anno più o meno che proprio li fanno male fisicamente, anche mentalmente. Io voglio che viene finita questa cosa, perché il bambino mangia di unghie, non vuole andare a scuola, abbiamo avuto anche un episodio di pipì a letto, eccetera, non mi va bene. Cioè, questa non è l'Italia che conosco. È un'escalation di violenze, piccoli, grandi soprusi quotidiani, quella che racconta questa donna, vittima il figlio di 11 anni che non trova pace, i segni del disagio sulle unghie rosicchiate, sullo sguardo spento. Sto più male dentro che fuori, dice il bambino accanto alla mamma, che in queste ore lo ha ritirato da scuola in attesa di chiarimenti con il dirigente scolastico. A bullizzarlo sono in 3, tutti del paese, 12enni poco più, lo inseguono in bici, lanciano petardi, lo hanno anche picchiato, 3 contro 1. L'ultimo episodio sul bus. Loro hanno fatto delle foto sull'autobus tornando a scuola l'altro giorno e l'hanno detto: noi le mettiamo su Instagram e scriviamo delle bellissime cose, e sottovoce hanno detto: no, non vale niente, è meglio che muori. Meglio che muori, la frase shock più volte pronunciata nell'ultimo periodo dai bulli, parole forti che hanno aperto una breccia nella sua mente di 11enne. C'è stata anche una frase che le ha detto suo figlio molto brutta nei giorni scorsi. Sì, io ho detto: guarda, alzati che vai a scuola. No, portami tu a scuola, ma meglio morire di andare a scuola. Cioè, scusami, a 11 anni pensano a queste cose. Ho paura perché 5 anni fa a Londra, mia amica, un'amica di scuola, aveva una bambina di 12 anni che era un po' in carne, e le prendevano in giro perché era cicciotta e perché aveva gli occhiali. Questa bambina era come il mio, mangiava le unghie, diceva meglio morire invece di andare a scuola. Infatti ha preso delle pastiglie, si è chiusa in camera, la mamma pensava che stava dormendo, era arrabbiata, è morta. Da qui la forza di squarciare il velo. Dopo questa intervista seguiranno altri passi. Ho chiamato i carabinieri, il maresciallo è stato gentilissimo, è molto interessato a questo fatto. Domani mattina vado a parlare con la preside della scuola e poi subito vado a fare la denuncia. Basta, io voglio denunciare e voglio che questa roba smetti. Intervista davvero forte, contenuti che fanno riflettere, questi, raccolta da
Christian Arboit, la cronaca di Treviso, adesso la cronaca di Padova, perché è una vicenda, una storia che ci è stata segnalata da un gruppo di cittadini della Guizza, del quartiere Guizza, dove sono state ritrovate delle misteriose frecce nei giardini delle case. Qualche settimana fa, mentre facevamo i lavori di giardinaggio, abbiamo trovato delle frecce in giardino e pensavamo che fossero dei bambini che abitano nelle case qui vicino. Abbiamo chiesto ai vicini e anche loro hanno trovato le stesse identiche frecce. 8 frecce lunghe una trentina di centimetri, questa che ci mostra Chiara non ha la punta, ma le altre che sono state rinvenute nei giardini e nell'abitazione ce l'avevano. Nel quartiere Guizza a Padova qualche settimana fa ci sono stati questi misteriosi ritrovamenti, non solo nei giardini. In un caso una freccia si è conficcata nella fioriera di un terrazzo ai piani più alti. I residenti di Via Bruni non nascondono la loro preoccupazione. Preoccupati abbiamo chiamato i vigili e le abbiamo fatte vedere ed è emerso che sono delle frecce che possono essere tirate da una distanza di circa 30 metri. Le misteriose frecce del quartiere Guizza sono comparse pochi giorni dopo i fatti di Genova, dove un ragazzo che stava festeggiando la nascita del figlio in un bar è rimasto ucciso da una freccia scoccata da una finestra di un'abitazione da un uomo stanco dei rumori provenienti dai locali sotto le sue finestre. Da qui la decisione di alcuni cittadini di fare denuncia nella speranza di individuare il pericoloso arciere. Abbiamo effettuato un esposto al comando della polizia municipale qui del quartiere e adesso loro stanno facendo delle indagini e hanno già provveduto anche a contattare i vicini che stanno qui intorno per comprendere chi magari possiede un arco di questo genere. Una serie di servizi di cronaca, 12:54 minuti, stiamo girando un po' per il nord-est, abbiamo però anche seguito a Padova l'iniziativa della Questura sulla giornata di oggi, 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi senza dubbio tema di attualità che vi dicevo prima, poi vi racconteremo questa sera nei notiziari con tutte le iniziative che ci sono nelle varie città. Rimaniamo sulla cronaca, proprio un pacchetto di cronaca che ci ha portato a Venezia, a Padova, adesso andiamo a Vicenza perché è sprofondato il terreno e si è aperta una voragine in un parcheggio con l'intervento dei vigili del fuoco. Una voragine, 2 metri di smottamento, le cui cause sono ancora da determinare. Una parte del cortile di un condominio che dà sull'argine del Retrone in via Fusinato è sprofondata ieri in tardo pomeriggio, abbassandosi, secondo le stime dei vigili del fuoco, in alcuni punti fino a 2 metri rispetto al piano di calpestio. Il collasso avrebbe interessato una lunghezza di 20 metri e una larghezza di oltre 2 metri. I vigili del fuoco, accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, hanno operato sul posto fino a tarda sera nel sopralluogo per capire le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere. Una volta accertato che non erano state coinvolte persone o automobili, l'area è stata transennata. Cronaca di Vicenza dunque, ma anche qualche buona notizia che arriva, ecco, dopo questi 3 contributi diciamo negativi che parlano di cronaca e non di cronaca certamente positiva. Vediamo un po' cosa è successo a Gambarare di Mira, dove in poco più di 2 ore, quindi siamo in provincia di Venezia, in poco più di 2 ore i bimbi della scuola elementare hanno raccolto 50 kg di rifiuti tra plastica, cartacce, sigarette eccetera, quindi complimenti. Noi siamo Plastic Free! Muniti di guanti, pinze e sacchetti, i bambini della scuola primaria Ippolito Nievo di Gambarare di Mira, dalla prima alla quinta, hanno raccolto i rifiuti per la strada. Un progetto realizzato tra il comune e Plastic Free per insegnare già dalla tenera età il rispetto per l'ambiente. Sono molto sensibili all'ambiente, insomma noi li educhiamo comunque quotidianamente al rispetto dell'ambiente, quindi loro sono assolutamente consapevoli che devono rispettare la natura e l'ambiente che li circonda. Ho preso una piccola cartaccia di plastica che era nell'angolo. Di solito le plastiche si trovano nell'angolo, quelle nell'angolo sono di solito più difficili. Anche una volta
La maestra Sara ci ha fatto uscire nel giardino della scuola e ci ha fatto fare tutto il giro e abbiamo raccolto tutte le carte. Salviamo noi e l'ambiente. Io ho raccolto già 3 sigarette. Un'iniziativa che rientra nell'ambito di un progetto scolastico più ampio sulle tematiche ambientali. Con Plastic Free abbiamo fatto anche un accordo, ogni mese sul territorio insieme andiamo a sensibilizzare e a raccogliere le immondizie. Io credo che chi vedrà questo video dovrà dire: ma quella volta perché non ho buttato la bottiglietta dove andava buttata, perché a raccoglierla oggi saranno i nostri ragazzi e credo che questo debba dispiacere un po' a tutti. I bambini sono di sicuro quelli che potranno in futuro darci la salvezza per questo mondo e quindi sono i primi a cui dobbiamo rivolgerci per poter dare una mano a tutti noi. Tra l'altro sono molto entusiasti e ci insegnano loro proprio che le cose sbagliate non vanno fatte, invece cosa vanno fatte e le cose giuste che vanno fatte. Alla fine sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti per un totale di circa 50 kg. Vedevo qui che ci sono tante informazioni e tante in rete, tanti racconti sulle iniziative per il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi insomma potete anche informarvi oppure usate noi che stasera nei notiziari vi racconteremo cosa sta accadendo a nord-est da questo punto di vista, quindi per capire un po' quali sono le iniziative da sottolineare o che si sono magari svolte durante la giornata. Andiamo a Bassano per parlare ancora di cronaca, perché ci sono stati 6 locali multati in città solo nell'ultima settimana e 20 giovani segnalati alla prefettura come assuntori, quindi consumatori di stupefacenti. Non si ferma dunque l'azione della polizia locale, che affronta situazioni sempre più problematiche di degrado in città. Spaccio e consumo di droga, una rapina avvenuta una decina di giorni fa, rumori e schiamazzi, casi di degrado che rendono impossibile la vita dei residenti. Sono continue le segnalazioni che arrivano in redazione sulla situazione del centro storico di Bassano, dati confermati anche dall'azione costante di controllo e contrasto messi in campo dalla polizia locale. 6 locali multati nell'ultima settimana dagli agenti, 5 avevano fatto suonare la musica ben oltre l'orario consentito delle 23:30. Spiega l'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco. Ci sono stati ulteriormente dei controlli ancora più stringenti anche per le lamentele che venivano dai residenti che nelle ore notturne non riuscivano a riposare come avrebbero diritto di fare. Soprattutto in prossimità delle feste dovremmo essere tutti più attenti, ma anche chi gestisce i locali. Per un locale la sanzione è scattata per aver servito alcol a un giovane minorenne. E ci sono dei locali a cui sfugge di mano la situazione per ovvi motivi, perché o uno dimostra più anni ha. Ci sono dei locali invece che chiudono volentieri un occhio e danno a bere ai minori. Un fatto molto grave che noi continueremo a perseguire. Contro il consumo di alcol continua il controllo sulle strade che ha portato alla denuncia di 35 persone per guida in stato di ebbrezza, alcol e droga, un fenomeno quest'ultimo che sta purtroppo crescendo, conferma l'assessore Mazzocco. È un fenomeno che ci preoccupa e ci sembra anche che sia un fenomeno in crescita, per cui i genitori dovrebbero essere i primi tutori dei loro figli, perché quando arriviamo noi qualche volta è già tardi. La polizia locale in abiti borghesi ha sorpreso in centro storico, in un angolo di largo Corona d'Italia, un 18enne di Rossano Veneto che si stava preparando una dose di cocaina e aveva con sé anche una dose di hashish. Nei giorni scorsi i vigili hanno fermato un 26enne di origini gambesi con 45 grammi di hashish. 18 i giovani, 4 minorenni segnalati dagli agenti da inizio anno alla prefettura come consumatori. Un minorenne è stato denunciato anche per spaccio. 13:01, è il momento di fermarci ancora per un attimo e poi torniamo subito con voi. Bentornati a Focus insieme
da mezzogiorno, abbiamo ancora un bel po' di tempo da rimanere in compagnia, per rimanere in compagnia fino alle 12, fino alle 13:30. Stavo guardando qui che comunque continuano ad arrivare notizie su un aumento dei dati relativi al Covid, scendono però le intensive, i ricoverati in terapia intensiva in Veneto, ieri 7 pazienti hanno perso la vita e quindi nuovi casi che sono 2500, vabbè sono un po' di dati, diciamo che la tendenza generale è leggermente al rialzo. E abbiamo poi il Mose che ha tra virgolette salvato la città anche oggi, e a proposito di alta marea, di maltempo, un fine settimana che dovrebbe riportare problemi con le piogge forti, addirittura rischio alluvione, ma più che altro le regioni del centro-sud, il Veneto e il nord-est in generale non dovrebbe avere diciamo situazioni così gravi, così drammatiche. Adesso andiamo nell'Alta Padovana, andiamo a Trebaseleghe per la precisione, dove i carabinieri si sono presentati sui banchi di scuola per portare il loro contributo e insegnare la legalità. Carabinieri salgono in cattedra davanti a 500 alunni della classe quinta della scuola primaria e delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Statale Ponti di Trebaseleghe ai giovani. Il comandante della stazione del comune dell'Alta Padovana ha illustrato gli argomenti che più toccano gli studenti, dal bullismo al cyberbullismo, soffermandosi sulle conseguenze per i responsabili di queste azioni. Toccati temi importanti anche come l'uso di sostanze stupefacenti e il loro effetto negativo sulla salute e le loro conseguenze amministrative e penali. Eccoci qua dopo il nostro servizio. A tutti i telespettatori di Rete Veneta, mi trovo in comune a Treviso, ma vi racconto una giornata che sta coinvolgendo in realtà tutta la Marca trevigiana e non solo, la giornata contro la violenza sulle donne. Tante davvero le iniziative, forse mai come quest'anno. Del resto siamo di fronte a un fenomeno che non conosce davvero crisi, ce lo ricordano tutti i giorni i fatti di cronaca che anche noi raccontiamo. Soltanto questa settimana è iniziata con un femminicidio, con un terribile omicidio a Spinea, quindi insomma la cronaca davvero incombe come sempre anche su questa ricorrenza, che tanto ricorrenza non è. Questa mattina a Treviso, forse lo possiamo vedere anche con le immagini, un flash mob sulla Noalese davanti alla casa di cura Menegazzi, l'ISRA per intenderci, tra la zona dell'aeroporto e la strada regionale Feltrina. Tante donne, non solo, dipendenti, che hanno manifestato in ricordo di Elisabetta Leder, quella ragazza, quella giovane donna di 36 anni trucidata, massacrata, sgozzata nel 2009 con la figlioletta di 2 anni a Castagnole di Paese. In quel caso a ucciderla barbaramente fu il compagno marocchino, che poi si diede alla fuga. A ricordarla c'era anche il padre che abbiamo intervistato proprio questa mattina. Pochi minuti dopo l'esterno del Cafoncello, l'inaugurazione di una panchina rossa in ricordo di tutte le vittime, con il direttore generale Benazzi che ha ricordato come la violenza sulle donne sia soprattutto, sia anche un'emergenza, sia anche un fatto sanitario, un problema sanitario. Tante ancora le donne, ha detto Benazzi, che non denunciano, che si presentano nei pronto soccorsi della Marca trevigiana con delle evidenti echimosi, ma che negano anche l'evidenza, ma che poi in qualche modo vengono portate allo scoperto quando rientrano per la seconda, terza, quarta volta, perché questo è un copione che si ripete, un copione amaro, ma un copione, ha detto lo stesso direttore generale dell'ULS 2, che conoscono bene i sanitari, gli operatori del SUEM della prima emergenza. Questa mattina, in questo contesto, all'inizio della cerimonia che ha scoperto il velo su questa panchina rossa, c'era anche il generale Giancarlo Iannicelli, che tutti noi conosciamo perché appunto è uno dei volti simbolo di media
nord-est, ma appunto il generale Iannicelli, che è presidente del Consiglio Comunale a Treviso, quindi ha un importante ruolo istituzionale, e in questo ruolo istituzionale ha voluto presentare una proposta che ci spiega lui stesso perché è qui con me. Soltanto il tempo di inquadrarlo, Federico. E eccoci, generale, buongiorno, ben trovato su Rete Veneta. Ecco, ci vuole spiegare lei che cosa ha proposto questa mattina, che cosa ha preannunciato e che cosa ha proposto in Consiglio Comunale qui a Treviso. Chiarendo che la sensibilità, oggi è la giornata internazionale contro la violenza alle donne, bene queste giornate, ma è bene mantenere alta la guardia tutto l'anno, perché questo è un fenomeno molto grave che si diffonde sempre più. Come ricordava lei stesso, il fenomeno sommerso è molto più forte di quello che emerge. D'altronde bisogna pensare che donne con bambini ricevono violenza in famiglia, ma poi sanno che denunciando rimarrebbero sole. Ecco quindi il supporto che non deve mancare e che deve essere sempre più forte dalle istituzioni. Per oggi, in occasione di questa giornata, io come Presidente del Consiglio Comunale di Treviso ho voluto presentare una mozione che chiede, naturalmente poi il Consiglio la discuterà, ma a nome di tutto, ovviamente tutti i consiglieri, la concessione della cittadinanza onoraria trevigiana a Saman Abbas, che è la povera ragazza pakistana che è stata trucidata e buttata sottoterra senza nessun rispetto per la persona, cosa più grave, dalla famiglia, per un senso bacato di tradizioni tribali, chiamerei nemmeno religiose. Quindi questa povera ragazza che ha subito violenza, quindi è una richiesta naturalmente con la concessione postuma della cittadinanza, ma io il postuma lo lascerei da parte, perché deve essere, penso di dare proprio alla ragazza, pensiamo di dare a una ragazza che deve essere, come dire, deve essere un ricordo vivo di quello che le donne subiscono. È la nostra diciamo, missione, naturalmente attraverso l'assessorato, il sindaco e l'assessore al sociale, alle pari opportunità, di sempre più numerose iniziative affinché le donne non si sentano sole, denuncino subito, ripeto, questi eventi di rapporti sbagliati, bagati tra marito e moglie, e anche in questo caso familiari. La rete sociale, tra l'altro questa mattina il direttore generale Venazzi ha parlato appunto di controlli anche tra vicini di casa, una sorta di controlli di vicinato, non solo per i furti ma anche proprio per questo fenomeno. Dice benissimo, poi come dire, i miglior guardiani, i guardiani più attenti, parlava di furti ma anche di violenza, sono i vicini, no? Le cose difficilmente si possono mantenere nascosti, certi atteggiamenti, però purtroppo spesso c'è l'atteggiamento dei vicini di non interessarci, di una cosa passeggera, e invece l'invito, ecco, una sensibilità, quando dicevo di sensibilità, anche questa sensibilità di essere sempre con gli occhi aperti, con le orecchie alzate, per vedere se ci sono esempi, perché veramente il trascurare porta poi a fenomeno gravissimo dell'uccisione, no? Delle violenze talmente violente che portano all'uccisione di una persona. Senta generale, proprio in 10 secondi, Sì. Se la sente generale, Federico, poi ti restituisco subito la linea, di lanciare un appello, anche non solo nel suo ruolo istituzionale ma anche da generale di lungo corso dell'esercito, quindi un appello alle donne. Ma sì, le donne, ve l'ho detto, magari non è che loro denuncerebbero, è nella situazione in cui si trovano che poi fanno un'analisi e dicono: sono sola, denuncio, resto sola, ancora più sola, perché subire violenza vuol dire essere sola, ma se denuncio e allontanano il marito, poi io so. Ecco che l'istituzione deve essere presente, la rete deve essere sempre più forte da parte veramente delle istituzioni, dalle più grandi alle più piccole, di supporto alle donne, perché sennò la donna viene lasciata sola, allora per un falso senso di famiglia dice: no, io sopporto, ma la sopportazione, ripeto, porta poi qualche volta, anzi troppo spesso, all'uccisione stesso delle donne. Grazie generale Iannicelli. Grazie Federico, Cristian. se non hai domande ti restituisco la linea. No, grazie infinite, siete stati chiarissimi, grazie a te, grazie al generale.
buon lavoro naturalmente, insomma così ci avete proprio dato uno spaccato di uno dei temi principali della giornata di oggi, cioè appunto quello della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e insomma poi nei notiziari stasera vi racconteremo meglio tutto quello che è accaduto. Facciamo un salto in Friuli Venezia Giulia, che sapete che ogni tanto ci piace spostarci anche dagli amici di Tele4 con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che torna sulla questione Stato-Regioni. Quindi c'è un governatore, Fedriga, che ci parla un po' dei provvedimenti del governo in relazione alle regioni, ancora insomma autonomia, che è un concetto che viene tirato in ballo, e quindi autonomia, PNRR, Stato-Regioni, sono questi un po' i temi principali. Allora un brano di intervista a Massimiliano Fedriga. Del rapporto fra Stato e Regioni si è tornato a parlare in questi giorni. A parte i mali di pancia di alcuni governatori, le problematiche che comunque la pubblica opinione non sente proprie sono di quelle che influiscono, e non poco, sulla vita di tutti i giorni, soprattutto quando la teoria si mette in pratica. L'autonomia deve essere vista in questo modo. Come posso svolgere al meglio un servizio per i cittadini? Chi deve esercitare quella funzione perché questo servizio possa essere migliorato e magari la spesa ottimizzata? Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, spiega in questo modo la radice della discussione, precisando un aspetto non indifferente della questione. L'autonomia differenziata, il rafforzamento delle regioni non può essere ridotta, perché così non è, a una lotta di potere tra Stato centrale e territori. Per arrivare, spiega il presidente, a quello che può sembrare un paradosso, ma che deve essere assolutamente inteso come un'opportunità. La Costituzione prevede 23 materie su quale si può diciamo dare alle regioni queste competenze. Noi ci lavoriamo in un'ottica comunque di unità nazionale, perché oggi è vero che ci sono grandi differenze nel paese, purtroppo, è tanto vero che queste differenze nascono in un sistema dove l'autonomia differenziata non c'è. Senza contare che siamo alla vigilia di una sorta di cambio di visione nel rapporto fra lo Stato e le realtà del territorio veicolato dal PNRR, che però, secondo Fedriga, per essere efficace dovrà essere affidato perlomeno in parte alle regioni. Oggi sono fatti passaggi importanti, ma principalmente di carattere legislativo e riformatorio. Però oggi dobbiamo invece fare le opere. E fare le opere con tutti i permessi, le burocrazie, ci sono dei passaggi di semplificazione per il PNRR, ma a mio modo di vedere dovranno essere ampliati, ma soprattutto ribadisco coinvolgere le autonomie locali e le regioni per favorire la realizzazione dei progetti PNRR. Cambiamo argomento, parliamo di treni, parliamo di alta velocità, parliamo di quel tratto che poi interesserà Verona, Vicenza fino a Venezia, che insomma dovrebbe portare tanti cambiamenti. Allora, prima vi dico che Rete Ferroviaria Italiana ha assegnato a un raggruppamento di imprese la realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, e questo fa parte ovviamente anche dei fondi del PNRR, 428 milioni di euro la cifra che serve per una nuova linea ferroviaria di 8 chilometri che collegherà Venezia con l'aeroporto Marco Polo, quindi insomma veramente un cambiamento epocale. Però sempre di TAV si è parlato anche a Vicenza, se ne parla tuttora. Ieri sera c'è stato il primo incontro tra l'amministrazione e Rete Ferroviaria Italiana con i cittadini. Abbiamo sentito voci molto critiche in apertura di Focus raccolte da Daniele Garbin, vicentini che non digeriscono bene questo progetto. Adesso, a proposito di amministrazione, andiamo a sentire invece quello che aveva detto prima dell'incontro con i cittadini l'amministrazione. Quindi sentiamo un po' l'assessore Celebron cosa dice su questo futuro dell'alta velocità a Vicenza. TAV è il momento del confronto. L'amministrazione comunale chiama a raccolta i cittadini per condividere la costruzione del progetto della tratta est tra Vicenza e Padova. Inizia un momento di informazione e di confronto per l'uscita a est della TAV. Abbiamo deciso con il sindaco Francesco Rucco di avviare questo percorso appunto di partecipazione. Siamo convinti che il progetto debba nascere dal territorio, non vogliamo farci imporre progetti calati dall'alto sulla città, è doveroso ascoltare i cittadini e faremo questo. Il confronto avverrà a più tappe.
Questa sera al Teatro Ca' Balbi nel quartiere Bertesinella il primo incontro con la cittadinanza. Ci sono importanti nodi da sciogliere. Ci sono delle zone sulle quali serve maggiore attenzione, sicuramente l'uscita a est che interessa quartieri importanti della città di Vicenza, ma soprattutto interessa uomini, donne e persone che oggi magari hanno la casa lì, e proprio per questo motivo serve maggiore sensibilità, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista umano, e per questo abbiamo deciso di avviare questo percorso. Infrastrutture che vanno pianificate e comparate, due le ipotesi che verranno presentate. RFI e Italferro porteranno due proposte per l'uscita a est della città fino al nodo Camisano, quello è quello progetto che abbiamo analizzato fino ad oggi, e saranno chiaramente i cittadini a decidere, poi penso anche un voto del Consiglio Comunale. E poi, come dicevamo, dopo questa intervista c'è stato l'incontro con i cittadini, insomma le criticità, la discussione che è emersa. Andiamo a Padova, perché non c'è solo il Covid, la pandemia forse ci ha fatto dimenticare altri virus. Infatti il picco influenzale sta costringendo a letto migliaia di padovani, in particolare i bambini, perché in una settimana sono aumentati di molto gli accessi al pronto soccorso pediatrico. Il picco influenzale anticipato rispetto agli anni passati, l'adenovirus, il virus sicinziale e poi ovviamente il Covid. I virus respiratori quest'autunno stanno colpendo duramente i bambini, complice anche il fatto che i dispositivi di protezione come le mascherine non vengono più usati, i virus stanno circolando di più a partire dall'influenza. A dirlo sono i medici del pronto soccorso pediatrico di Padova, che in queste settimane hanno assistito ad un incremento degli accessi in ospedale. Non è l'unico virus che noi vediamo essere molto attivo in questo momento. Abbiamo anche altri virus come il virus respiratorio sinciziale, l'adenovirus, il parainfluenzale e anche il SARS-CoV-2, il Covid sostanzialmente. Quindi gli accessi in pronto soccorso pediatrico a Padova sono decisamente tanti, sono quasi raddoppiati rispetto alla nostra media. Gli accessi avvengono soprattutto nel fine settimana, ma in media sono tra i 100 e i 150 giornalieri in pronto soccorso pediatrico. Il consiglio dei medici è di osservare sempre le condizioni fisiche dei bambini, di contattare i pediatri di libera scelta e poi di rivolgersi al pronto soccorso. Voi sapete che noi ci siamo 24 ore su 24 per tutti i bambini, certo è che dobbiamo cercare di non intasare tra virgolette questi servizi, tanto più che per i bambini l'accesso in pronto soccorso è comunque una situazione traumatica, innanzitutto perché è un setting molto caotico e poi voglio dire, le patologie, i virus sono molti e quindi il rischio è anche di altre contaminazioni. Per tutelare i bambini e anche le famiglie e limitare la circolazione del virus, i pediatri consigliano la vaccinazione anti-influenzale. Noi esortiamo i genitori a vaccinare tutti i bambini, in particolare sotto i 5 anni, dopo i 6 mesi, come è l'indicazione alla vaccinazione, in particolare sotto i 5 anni perché i bambini piccoli si ammalano di più, si contagiano di più e fanno circolare il virus anche tra gli anziani. Quindi importanti consigli per i bimbi e soprattutto per i loro genitori. Adesso ci spostiamo, andiamo a Bassano perché la cronaca ci racconta di una rissa bloccata dalla polizia locale che ha denunciato anche uno dei presenti per rapina, una rissa scoppiata tra 7 africani in Prato Santa Caterina. È stata la segnalazione di un residente a far scattare l'intervento della polizia locale di Bassano in Prato Santa Caterina, dove 7 stranieri, 3 magrebini e 4 centroafricani si stavano affrontando per futili motivi. Riportata la calma, gli agenti raccoglievano la denuncia di un nordafricano a cui era stato sottratto il cellulare. Proprio seguendo le tracce dello smartphone, gli agenti hanno bloccato in stazione i 4 centroafricani che erano fuggiti, riuscendo a recuperare il telefono. I 7 stranieri sono stati denunciati per rissa, uno anche per rapina del telefono.
Da Bassano abbiamo parlato di Olimpiadi anche durante Focus, un po' toccate di sfuggita perché avevamo detto dell'apertura degli impianti di risalita a Cortina, in particolare il compressore di Colgallina, dicendo insomma che comunque è tutto collegato in qualche modo anche alle Olimpiadi. Adesso invece facciamo il punto della situazione un po' più nel dettaglio su quello che riguarda le infrastrutture per i Giochi Olimpici invernali, cioè strade che si faranno per allora, ma anche di strade che verranno completate addirittura dopo le Olimpiadi purtroppo. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono state molte, ed è facile immaginare lo saranno ancora, le polemiche attorno alla pista da bob. Ci si interroga sui costi in rapporto al numero di gare che effettivamente si disputeranno a Cortina d'Ampezzo e poi si parla di strade. Le risposte in merito possiamo educatamente definirle evasive. Stiamo ovviamente ancora ragionando in stretta collaborazione anche con il commissario straordinario per le opere olimpiche e quindi a breve presenteremo il piano completo delle opere che stiamo già mandando in gara e delle opere che saranno certamente realizzate per le Olimpiadi. Lei sa benissimo, ne siamo tutti testimoni di opere fatte per i mondiali di calcio ma completate dopo i mondiali, anche molto dopo. In questo caso riusciremo a vederle per quando si accenderà la fiamma dei Cinque Cerchi? Certamente una parte delle opere saranno completate per quella data, c'è anche comunque da considerare che sono grandissimi investimenti e quindi questa è l'occasione anche per completare un progetto che è partito da lontano di riqualificazione della nostra strada. Quindi sono delle opere che noi definiamo di contesto, di cui certamente alcune saranno finite anche dopo le Olimpiadi del 2026, ma sono occasioni uniche da non perdere per rendere le nostre strade, le nostre valli, il nostro territorio sicuramente molto più fruibile all'utenza anche in futuro e anche dopo le Olimpiadi del 2026. Abbiamo parlato poco fa di bambini piccoli, di neonati o comunque insomma di piccoli bimbi che stanno un po' soffrendo per l'influenza in questo periodo con un boom di contagi. Però parliamo di bimbi anche in particolare di neonati in chiave positiva andando a Vicenza, perché parliamo di questa iniziativa che è della Biblioteca Bertoliana oltre che del Comune, si chiama Hello Baby e in pratica per dare il benvenuto ai nuovi nati si festeggia con un libro. Quando a Vicenza arriva la cicogna, oltre al bebè porta anche un libro, un dono speciale che l'amministrazione comunale e la Biblioteca Bertoliana riservano alle bambine e bambini appena nati. Abbiamo pensato che il miglior modo per accogliere i bambini in questo mondo sia quello di regalare loro un libro, accoglierli in Biblioteca Bertoliana in uno dei luoghi della cultura della città per farglielo conoscere, per dar loro il benvenuto anche con il linguaggio della cultura. Dal 25 novembre, infatti, ai nuovi nati, al momento della registrazione all'Ufficio Stato Civile del Comune, sarà donato un libro e nelle 6 sedi di quartiere della Bertoliana, inoltre, i genitori troveranno un baby pit stop, uno spazio dedicato ai più piccoli con un fasciatoio, un angolo per l'allattamento e una stanza dove sperimentare le prime letture. Tutti coloro che si recheranno presso gli uffici dello Stato Civile del Comune di Vicenza per registrare la nascita di un figlio riceveranno una lettera di benvenuto da parte dell'amministrazione e un invito a recarsi in biblioteca per ritirare la tessera del nuovo nato, intestata al nuovo nato, e riceveranno contestualmente un libro in omaggio. Bene, iniziativa che dobbiamo assolutamente applaudire da parte di Vicenza. Abbiamo poi parlato anche di una sorta di notizia di servizio che vi ripeto perché a causa dei lavori tecnici sulle infrastrutture ferroviarie la linea Trento-Borgo-Bassano praticamente non c'è più, nel senso che i treni sono stati soppressi, saranno soppressi da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre, saranno sostituiti da autobus sui quali però non si potranno portare le biciclette, quindi notizia di servizio. Vi invito insomma ad informarvi allora, perché chi ha intenzione e ha la necessità di percorrere questa tratta è bene che abbia informazioni supplementari e si organizzi. Adesso a Padova, perché Vittorio Sgarbi è intervenuto alla giornata
giornata di studio dedicata ad Antonio Canova, che insomma è un po' un patrimonio di tutti noi e non soltanto di una delle nostre città del Veneto, Antonio Canova, perché i veneti devono conoscere le sue opere, ha detto Sgarbi, e ringraziarlo per aver fatto rientrare tutte quelle trafugate da Napoleone. Sentiamo. Avere confidenza con Canova, vederlo come si va a vedere le mostre oggi soprattutto, ma anche entrare nei musei, andare a Possagno dove la Zoteca mi produce tutto il suo mondo, lo accoglie, lo propone in maniera così uniforme, è certamente importante perché gli italiani siano consapevoli di cosa è il significato dell'arte. È importante che Canova faccia l'impresa di riportare in Italia le opere portate fuori Italia da Napoleone, perché le persone davanti alle opere d'arte devono formare il loro gusto, la loro sensibilità. Sgarbi è intervenuto alla giornata di studio su Antonio Canova e Padova agli Eremitani. Nella città del Santo c'è una sola scultura del maestro di Possagno, la Stele Giustiniani, opera giovanile custodita al museo. Mentre in Prato della Valle la statua numero 68 raffigura in via del tutto eccezionale un vivente contemporaneo del monumento. È proprio Antonio Canova nell'atto di scolpire un'opera. Il grazie della città, ancora oggi attuale, a 200 anni dalla morte del maestro di Possagno. 13:30 puntuali, ci salutiamo, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio anche in regia Alessandro Costacurta e Renzo Rigon, noi ci vediamo poi più tardi, tutto il pomeriggio ovviamente in vostra compagnia con i nostri programmi e poi attorno alle 18:50 torniamo per i notiziari e quindi per avere più chiaro il quadro della cronaca e di tutto il resto di quello che è accaduto insomma oggi a Nord-Est. Grazie ancora e buon pranzo a tutti.